L'embargo russo ha peggiorato una crisi, quella dell'ortofrutta, già grave, ma rischia di danneggiare anche altri comparti contigui, le carni, i salumi, i latticini e i formaggi. Riuscire a superare questo momento critico, le stime di Coldiretti fornite prevedono una perdita di circa 200 milioni di euro a livello nazionale, è solo l'ultima sfida in ordine di tempo che il comparto agroalimentare italiano si trova a dover fronteggiare a livello globale, perché sul tavolo ci sono questioni che non hanno ancora trovato soluzione, come ad esempio l'annoso problema delle etichettature, a cominciare da quelle di olio e formaggi. Alcuni produttori veneti hanno avuto modo di dibattere questi temi con il vice ministro dell'Agricoltura Andrea Oliviero in occasione di una tavola rotonda organizzata dal Circolo Wigwam ad Arzerello, in provincia di Padova. Ci stiamo battendo perché le denominazioni possano essere garantite. Noi stiamo facendo una lunga trattativa, anche molto difficile con gli Stati Uniti in particolare, perché non accettiamo che i nostri nomi italiani possano essere affibbiati a prodotti che non hanno nulla a che vedere e che sono ingannevoli nei confronti del consumatore. Tutti hanno diritto a produrre, ma il consumatore deve sempre sapere cosa sta acquistando. In materia di export, gli operatori intervenuti hanno segnalato una necessità comune: fare sistema con le istituzioni, soprattutto per rendere maggiormente efficace la fase di penetrazione iniziale dei nostri prodotti nei mercati emergenti. Il lavoro di messa a punto degli standard sanitari, doganali, su tutti gli aspetti tecnici, quindi la possibilità di aprire i mercati, anche perché gli imprenditori italiani hanno più difficoltà spesso rispetto ad altri colleghi esteri che si avvantaggiano per esempio di una grande distribuzione già presente anche in altri paesi. Invece noi siamo mediamente più piccoli, frammentati, non sempre adeguatamente supportati dalle istituzioni, però abbiamo anche una qualità che parla da solo. Non a caso, direi, il Made in Italy non solo è apprezzato e copiato, ma mai, probabilmente come in questo periodo, ha goduto di prestigio. Quindi è veramente un momento anche di grossa opportunità, purché ne siamo consapevoli fino in fondo. Altro grande ostacolo che si chiede di superare è la burocrazia. Vice Ministro, questa sera abbiamo avuto l'occasione di far evidenziare magari qualche punto critico, in particolare l'eccessivo bisogno di burocrazia che praticamente ci impedisce di essere operativi ed essere efficienti nel momento in cui si vanno a fare azioni proprio di promozione e tutela. Abbiamo bisogno di una cabina di regia. Noi in questo momento stiamo iniziando a fare quello che probabilmente avremmo dovuto fare qualche decennio or sono, cioè mettere insieme da un lato appunto il mondo delle imprese che vuole esportare con anche la parte pubblica in grado di aprire le porte che molte volte anche per motivi protezionistici ci vengono chiuse in faccia. Noi abbiamo delle potenzialità straordinarie perché la richiesta di Italia nel mondo è fortissima, ma non possiamo perdere le occasioni per ignavia o perché non sappiamo coordinarci. Troppe volte ci siamo accorti in questi anni che la causa era nella banalità della burocrazia che ci eravamo noi stessi costruiti. Questo deve sparire e ci stiamo lavorando con grande determinazione a partire dal Ministero dell'Agricoltura, ma insieme con la Sanità, insieme con il Ministero dello Sviluppo Economico. Durante la serata, che è stata allietata da una degustazione di prodotti locali, i rappresentanti di aziende e consorzi hanno anche ricevuto l'attestato di partecipazione alla quinta Fiera Europea dei Prodotti Regionali di Zakopane, che si è tenuta in Polonia lo scorso agosto.